Allora, attenzione a questo passaggio, dopo parleremo anche delle categorie protette. 5% l'IVA, adesso sì, da 5 siamo passati adesso a 22. 22 sono soldi. Sono soldi. Perché c'è stato questo passaggio, ricordiamolo, dal 5 al 22? Perché il decreto, l'ultimo decreto sull'energia che era stato in vigore, diciamo, sia dal governo Draghi e poi anche col governo Meloni, al 31 dicembre scadeva e nella finanziaria non è stato potuto rinnovare. Adesso è inutile fare polemiche adesso, certo, no, politiche, però in ogni caso era già stato detto che al 31 dicembre 2023 l'IVA ritornava. Poi dopo chiaramente l'opposizione dicono no, ma si poteva ancora continuare al 5%. Significava praticamente ricominciare a creare quel processo simile inflattivo che avrebbe fatto aumentare la quota della materia prima. Allora, siccome lo Stato ha bisogno anche dei soldini del contribuente, il 22% su 100 euro sono 22 euro per lo Stato, IVA, no? E il 5% erano 5 euro. È chiaro che per una famiglia media, chiamiamola così, con reddito medio-basso, è un salasso veramente importante. Anche perché bisogna tenerne conto, attenzione. Le strategie magari dell'entrata al mercato libero, che si pensava che il prezzo del gas dovesse abbassarsi chissà di quanto, della materia prima. Insomma, poi dopo vai a vedere, non è che sia proprio si sia tanto abbassato, si è abbassato molto chiaramente dall'anno scorso quando c'è stato l'aumento del 300%, ma all'ingrosso però la guerra, questo è stato, adesso è ritornato su un 30%, l'altro giorno ero in commissione prezzi e quindi rispetto all'anno scorso da un 300 siamo passati a un 39%. Sì, però adesso sembra che ci siano di nuovo rischi di rincaro col discorso della guerra dei Golfo. Sì, è chiaro. Beh, adesso guarda, proprio ieri vengono i brividi, l'ansia ogni volta. Ieri, ecco, noi siccome viviamo in un villaggio globale adesso, no? Mi sembra la fattoria di Orwell, no? Cioè praticamente cosa succede? Che adesso le navi non stanno passando più nel canale di Suez, gli americani bombardano gli yemeniti bombardano, cioè assaltano le petroliere, 50% delle petroliere devono fare il giro del Capo d'Oro per arrivare, per dire, in Inghilterra o in Germania nei punti di stoccaggio. Questo cosa significa? Significa che si triplica chiaramente il costo diciamo, della spedizione e quindi aumenteranno le materie prime. E se le guerre come quella israelo-palestinese continua, gli yemeniti si incazzano, il Libano anche, l'Egitto dice no, non ne posso più, cosa succede? Che le navi non passano più dal canale di Suez, infatti in una settimana sono scese del 60% i passaggi sul canale di Suez dei container, delle petroliere, dei container, per cui anche le merci rischiano di avere di nuovo una risalita inflattiva. Non ne veniamo più fuori. Ecco, per cui attenti a dare per scontato che magari adesso nel mercato libero si abbassa. Tutto dipende anche da quelli che sono le fluttuazioni che possono essere sulle grandi aste, quelle dove i venditori comprano i pacchetti, come io posso comprare un pacco di corrente e me la vendo nell'arco dell'anno, poi dopo a secondo di quelle che l'ho pagata, perché se l'ho pagata tanto, siccome adesso magari so che certi acquisti sono stati fatti, certi contratti sono chiusi, quindi l'acquisto è stato fatto a quel prezzo che è abbastanza contenuto tutto sommato, quindi teoricamente poi dovrebbero rivenderlo non essendoci stato tutto questo percorso di trasporto a quel prezzo lì. Dovrebbero, però vede gli utili, i maggiori utili, poi dopo non vengono mai presi in considerazione, perché come è successo degli utili delle banche l'anno scorso, 2 anni fa, che hanno avuto degli utili pazzeschi col Covid, le pensi solamente alle aziende farmaceutiche, alle banche col 110%, eccetera, quelli utili non vengono poi dopo ritassati dallo Stato per poter far
come dire, per dare poi dopo un ristoro al consumatore finale, no? Certo. Adesso, come è successo per le banche, gli utili, no? Le banche li stanno ricapitalizzando. Che significa? Che se li stanno tenendo, ma così diventano più ricchi e possono dare più prestiti. Vai a chiedere a una banca adesso se a un giovane con un contratto non a tempo indeterminato se gli fanno un mutuo all'80%. Esatto, dopo entriamo con il discorso dei mutui, finiamo quello dell'energia. Ma se non cambio, esco dal mercato tutelato, cosa succede? Dove vado a finire? Mi trovo non mi ha ascoltato allora il telespettatore. Allora, se sei nel mercato tutelato e non fai niente perché sei pigro, perché non sai cosa fare. A Capodanno stavi dormendo e il 10 anche, succede che tu passi nel mercato libero, no? Non ti staccheranno mai il gas perché continuano ad erogarti il gas e te lo eroga un venditore che ha vinto l'asta per la tua zona. Hanno fatto a gennaio le aste. 2 o 3 sono stati su 4, sono i principali, mi sembra. Era come, hanno esatto. fatto le aste. Praticamente non ti devi meravigliare se ti arriverà una bolletta di Est-Energy, dico, no? Qua a Padova, per dire. Quello che sarà deciso. Perché hanno vinto l'asta per quelli pigri che non hanno voluto dire voglio passare a Elena o a Sergio. Sono passato a Mario. Allora, Mario ti fatturerà finché non ti stufi. Quando ti arriverà la prima fattura di Mario, però, vieni all'associazione dei consumatori, come diceva il Papa Giovanni, no? Andate a casa, andate alla carezza bambini. Io dico, venite all'associazione dei consumatori, così vedranno la vostra bolletta e vi diranno, guarda caro amico, che rispetto a quello che pagavi col mercato tutelato, non ti è convenuta questo placet. Allora, cerchiamo un'altra compagnia, cerchiamo quindi di entrare in un mercato. È possibile ma c'è cambiare. tempo, non vi prendete fretta, perché la prima bolletta vi arriverà fra 2 mesi, sì, gennaio, febbraio, a marzo. Occhio, quando vi arriva, allora prendete l'ultima bolletta vecchia, vedete la quota materia prima quanto costava dal mercato, vedi adesso quanto ti costa, vedi la rete quanto ti costa e vedi quanto ti costa adesso la rete con questo signore qua nuovo. Ecco, venite se non siete in grado, se no la cosa più bella è ARERA, finalmente dopo tanti anni i vari governi sono riusciti a creare questa interfaccia che è il sito di ARERA, dove uno andando ma anche senza SPID, andando dentro questo sito può confrontare le varie compagnie in base ai costi. In base alle proprie esigenze, che cosa gli conviene fare. Che ma se io ho bisogno di 1800 metri cubi di gas, no? E invece il altro ne ha 5.000 perché mette il termostato a 25 perché i bambini se no vedono il raffreddore in casa. Poi questo argomento un giorno mi inviterai perché sono le nostre abitudini, ma nessuno vuole capirlo, che in un mercato libero domanda e offerta, la domanda vince, non vince l'offerta. Quando c'è stato il Covid, il gas costava una pipa di tabacco prima della guerra. Perché? Perché non c'era più domanda, perché la gente, capito, no? Cioè le grandi aziende avevano chiuso, quindi il gas, domanda non ce n'era più, c'era solo offerta. Una situazione anche di temperature particolarmente miti. Poi c'è stati sì, quei 2 anni se sta caldo, cioè tutte le congiunture, no, per poter dire, ecco. Quindi le nostre abitudini, e io insisto sempre sulle stesse cose, ma ormai sono vecchio rimbambito, è il mercato che fa le regole, quindi fanno poco, anche un 10%, orientano il mercato e lo orientano anche in base a criteri come dire, di sostenibilità. Non mettete a 24 gradi, ma non si deve perché ci state ammorbando. Padova è la prima città in centro, io abito in centro, più inquinata del mondo. E secondo, non solo la sostenibilità, ma anche come dire, la praticità anche di poter accedere a forme di mercato dove tu comandi anche la tua l'offerta che ti viene proposta, perché se tu sei già un energivoro,
tranquillamente chi ti vende il gas o la luce, consumi e mi te faccio pagare come dico io. Allora questo deve essere un principio, la sostenibilità intanto, perché se no altrimenti vedete certo. come ci siamo ridotti. E anche spero che ci sia anche la consapevolezza, no? Certo, Che sì, in base alle mie abitudini i miei consumi possono variare. Mo stiamo facendo una campagna anche con la Camera di Commercio, poi spero che anche la Camera di Commercio ci darà la possibilità di poterla pubblicizzare anche in televisione, no? Sì. Come dire, di un processo proprio, non dico educativo, ma formativo, chiamiamolo così, no? Per quanto riguarda tutti quelli che sono gli strumenti, gli apparecchi che ci possono far risparmiare energia, che sia quella elettrica, che sia anche il gas. Penso alle caldaie, non so quanto % ancora hanno caldaie del più di 10 anni fa, quindi dispersione massima, efficienza della caldaia minima, perché una caldaia di quelle vecchie ormai dopo 10 anni sbuffa come una vaporiera, per cui c'è una gran dispersione, gli infissi, gran dispersione, c'è stato il bonus 110, ma non siamo andati avanti. Per quanto riguarda l'energia, invece gli elettrodomestici, ragazzi, ma ancora, cioè, oggi come oggi, in un mercato dove anche diciamo, gli elettrodomestici la fanno da padrone, no? Cioè le nuove tecnologie, magari per esempio una pompa di calore ti può far consumare molto meno che non avere una caldaia di 10 anni di gas. Ecco, queste sono piccole strategie. Poi dopo uno dice, ma io non ho i soldi manco per comprarmi la frutta. Certo, bisogna stare a valutare. Ecco, a questo proposito, botte piene e moglie ubriaca, dai. A questo proposito, categorie protette. Categorie protette. Quali sono e che tipo di situazioni adesso ci sono per loro? Cioè hanno sempre qualche tutela? Allora, loro hanno diritto a rimanere nel mercato tutelato. Quello di Arera, quello che c'era prima. Sono gli ultra 75 anni, look at me, dentro la telecamera, quando ha compiuto i 76 anni, se no abbiamo fatto una campagna, perché dice ultra 75 anni. Quindi abbiamo fatto una domanda al Ministero per dire, ma chi sei gli ultra 75 anni? Perché molti adesso scriverà qualcuno, ma io ho compiuto 75 anni l'altro giorno. Non è, devi averne compiuti 76. Ah, 76, va bene. Punto e a capo. Ultra 75 anni significa quando ne faccio 76, i 75 li ho conclusi, no? Al paese nostro. Quando tu fai il compleanno, no? No, in realtà primo anno, il primo anno hai concluso un anno. Hai fatto un anno. Quindi non puoi avere 75, devi averne compiuti 76 per aver concluso i 75 anni. Se non mi credete, andate sul sito del Ministero, andate sul sito Arera o su quello dei venditori e vi dirà no, deve aver compiuto 76 anni. E questa è una categoria. Quindi se uno ha 76 anni ed è titolare della luce, del gas, eccetera, rimane sul mercato tutelato. No problem. Seconda categoria, quelli che hanno il bonus sociale, che sono i poveri, chiamiamoli tra virgolette i poveri. Cioè uno dice, mi ciappo il bonus sociale, basta, a posto. Quindi tu hai diritto a rimanere nel mercato tutelato. Ma se vuoi andare nel mercato libero, sei liberissimo, basta che chiami in azienda e dici voglio venire con te perché sei bionda. Dai che famo così. Mi piace. Ma quindi anche nel mercato libero ci può essere una maggior tutela? No, la maggior tutela, il mercato tutelato, maggior tutela sta solamente è quello dove Arera dice il prezzo e basta. Quindi resterà questa formula di maggior tutela per i vulnerabili, rimane. Poi dopo penso che col tempo anche quella esatto, perché sbologna. I vulnerabili sarebbero, sto pensando a chi ha gli apparecchi medicali, quelli che sai che stanno in casa con gli ossigeni, quelle cose. Quindi ultra 75 anni, che sono tantissimi. Bonus sociali, tutte le vari bonus del mondo, eccetera, quelli con l'ISEE basso, eccolo là. Adesso gli rispondo.
E poi dopo ci sono le categorie protette, insomma, quelle che hanno gli apparecchi medicali, o che hanno in famiglia disabili, eccetera. Ecco, questa gente, queste categorie. Va bene, perfetto. No, esistevano, caro telespettatore amico, perché in Italia, no, cosa abbiamo fatto? Abbiamo esagerato con i bonus. A un certo punto si arriva un governo che ha detto troppi bonus. E allora, aspetta che adesso rispondiamo dopo la pubblicità, ma facciamo così. I bonus elettrodomestici fumato. Aspetta, no, perché bisogna chiarire questa cosa qua, perché effettivamente uno fa delle speculazioni in lungo periodo, invece no, di finanziaria in finanziaria bisogna vedere che cosa viene stabilito. Brava. Per cui non si possono fare speculazioni in lungo periodo. Ma si spera che questo governo, se dura 5 anni, non potranno di finanziare e finanziare cambiarsi quanti bonus. Soldi hanno a disposizione. Ecco. Beh, pubblicità, pochi secondi, restate sempre con noi, canale 19, vi aspetto, scriveteci.